I rappresentanti delle maestranze dello spettacolo da un lato e dei lavoratori marittimi dall'altro, due categorie diverse ma unite come tante altre dalla crisi provocata dal coronavirus, manifestano davanti alla sede regionale della Protezione Civile di Marghera. Nel caso dei lavoratori dello spettacolo, l'emergenza sanitaria ha portato a galla tematiche più ampie di carattere nazionale, una richiesta forte di diritti e tutele. Che il settore dello spettacolo ha delle criticità sistemiche gravissime e queste criticità sono state evidenziate dalla crisi. Ora bisogna sistemarle, perché nessuno di noi vuole più tornare a lavorare senza la maternità, senza la paternità, senza la malattia, senza vedere riconosciuto lo studio come parte necessaria del lavoro. Ad ascoltarli l'assessore regionale Emanuela Lanzarin, che propone un incontro con gli assessori competenti. Come i lavoratori dello spettacolo, anche tra i marittimi c'è chi non vede un euro da marzo. Col turismo estero azzerato, a Venezia le prospettive, perlomeno di breve termine, non sono buone e per loro la cassa integrazione in alcuni casi non è mai arrivata, in altri è in scadenza. A noi come adesso risposte concrete non ne abbiamo. Tra l'altro quello che ci indigna di più, a parte il nostro comparto che è il comparto marittimo, ma ci sono altri comparti turistici a Venezia che sono nella stessa situazione. Noi adesso, come adesso, fino adesso, che eravamo delle persone visibili alla faccia dello Stato, siamo diventate delle persone invisibili e questo ci tocca dal punto morale moltissimo.